Nell'ambito del progetto SAR, attraverso una collaborazione tra Bericasì e gli atenei veneti coinvolti nel progetto, specificatamente Venezia, Capo Foscari e Padova, si è voluto sviluppare un processo che abbia la capacità di andare a trattare circa 1 tonnellata al giorno di rifiuto organico da raccolta differenziata, massimizzando il recupero energetico e di materia di questo flusso. L'idea è un po' quella, se vogliamo, di un trattamento a chilometri zero, quindi l'obiettivo non è tanto quello di avere, come oggi accade, grossi impianti dislocati sul territorio in grado di trattare grandi quantità di rifiuto organico, ma piuttosto di servire piccole comunità, diciamo di 2.000-3.000 abitanti, senza andare a trasportare quindi per lunghe percorrenze il rifiuto, facendogli percorrere molti chilometri, cosa che evidentemente dal punto di vista degli impatti ambientali è decisamente meno preferibile rispetto a un trattamento a corto raggio, l'abbiamo chiamato così, abbiamo detto a chilometri zero. L'idea è quindi stata quella di sviluppare un impianto pilota del volume di circa 30 metri cubi in grado di trattare 1 tonnellata al giorno di frazione organica, quindi se vogliamo il corrispettivo grosso modo di 3.000 abitanti, quindi una piccola comunità, un piccolo comune o se volete un quartiere di una cittadina, che possa quindi dare poi come prodotto fondamentale del biogas che può essere utilizzato per produrre dell'energia termica o anche dell'energia elettrica qualora sia connesso evidentemente a un gruppo di cogenerazione. Accanto a questo ovviamente si è voluto fare un'innovazione un po' più spinta, andando sostanzialmente a collegare questa unità produttiva opportunamente testata in varie condizioni operative, si è dimostrato che può trattare appunto la tonnellata di cui si parlava prima e andando a produrre circa 160 metri cubi di biogas. Al 60% costituito da metano, quindi pienamente utilizzabile a fini energetici, ma dicevo accanto a questo abbiamo voluto ulteriormente ridurre gli impatti derivanti da questo tipo di processo, sostanzialmente unendolo a un fotobioreattore che fosse in grado di utilizzare la CO2, quindi il biossido di carbonio presente nel biogas prodotto, unitamente ai nutrienti che sono presenti nella frazione liquida del digestato. Tutto l'insieme, quindi, il digestore anaerobico unitamente al fotobioreattore si configura come un processo integrato, innovativo, che è in grado di dare piena risposta alle esigenze del trattamento di un rifiuto municipale da raccolta differenziata, qual è il rifiuto organico che tutti i giorni raccogliamo nelle nostre case. Quindi sostanzialmente siamo riusciti a dimostrare nell'ambito del progetto la possibilità di implementare un processo, fra virgolette, chiuso, che sia in grado di dare risposta alle esigenze ambientali ma anche energetiche del processo, dando contestualmente risposta a un'esigenza territoriale che è quella del servizio rifiuti per una piccola comunità.